Una buona domenica telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Voi che ci state vedendo la novità già l'avete capita, per la prima volta siamo in onda anche alla domenica, perché oltre all'appuntamento del martedì sera alle 19 abbiamo ricavato uno spazio anche per la domenica, perché insomma sono veramente tante, sono fondamentali, sono importanti le tematiche che riguardano la città di Padova e i cittadini hanno il diritto di essere ovviamente informati su tutto quello che succede. Se ci avete seguito anche martedì, lo sapete, abbiamo cominciato il nostro viaggio, che proseguiremo anche in questa puntata, su un tema importante per la città. Stiamo parlando del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questa valanga da più di 600 milioni di euro che Padova ha ricevuto per tutta una serie di progetti di rigenerazione della città. Io saluto e ringrazio il vice sindaco Andrea Michalizzi, vice sindaco di Padova. Buona domenica, vice sindaco. Grazie di essere venuto a trovarci anche quest'oggi. Abbiamo cominciato nella scorsa puntata insomma un po' a riepilogare i temi più importanti, e prima di continuare parlando di altri progetti, vice sindaco, le volevo chiedere questo. Spesso quando si sente di cantieri, quando si sente di lavori pubblici, i cittadini un po' storcono il naso, insomma, perché comunque questa è causa di disagi, questa è causa di problemi. E allora qual è l'importanza di fare questi lavori importanti per la città, però senza causare disagi ai cittadini? Certo, noi abbiamo, questo è vero, noi abbiamo un'opportunità incredibile, lo si diceva anche martedì scorso, insomma, oltre 600 milioni di euro che arrivano dall'Europa sono la possibilità di grandi investimenti in città utilizzando i finanziamenti europei e quindi senza gravare sulle tasche dei cittadini padovani. Quante volte i cittadini ci dicono: ma non avete soldi, chiedeteli all'Europa. Ecco, questo è il momento in cui l'abbiamo fatto e in cui l'abbiamo fatto bene. Siamo tra le città che hanno avuto più risorse di tutte le altre, insomma, nel nostro paese, il capoluogo con un contributo pro capite più alto in tutta Italia, quindi insomma abbiamo sfruttato al massimo. L'abbiamo declinato in opere il più concrete possibile, quindi in interventi che vanno a migliorare la viabilità e gli spostamenti in città nel segno della efficienza, nel segno della sostenibilità dell'ambiente. 2 linee di tram servono a questo e porteranno Padova, come dire, nel futuro rispetto alla qualità del trasporto pubblico. Ma poi tanti investimenti nei luoghi che io definisco di tutti i giorni, quindi lo spazio pubblico nei quartieri, dagli edifici abbandonati che avranno un nuovo luogo, alle piazze, alle strade, interventi su ciclabili, marciapiedi, illuminazioni, le scuole che sono frequentate dalle nostre ragazze e i nostri ragazzi, gli impianti sportivi, la sicurezza delle infrastrutture, quindi, come dire, un'operazione di restyling a tutto tondo. È vero, questo graverà anche sull'organizzazione della città. I cantieri in strada danno sempre fastidio, io li giro quotidianamente e insomma cerchiamo di trovare le soluzioni per impattare il meno possibile, ma noi dobbiamo stringere in questa fase un'alleanza con i cittadini padovani, che sono i primi a essere interessati che queste opere si concludano al più presto e si concludano col miglior esito, perché sono le opere che con 600 milioni di investimenti cambieranno la nostra città e daranno un nuovo futuro ai luoghi di Padova, che sono i luoghi che loro utilizzeranno. Quindi io li ringrazio fin da ora della pazienza, come dire, dato che hanno già portato in alcuni luoghi, perché tanti cittadini sono interessati ma siamo al 20% del volume delle opere e quindi in questo anno noi porteremo ancora interventi, non tutti in strada, certo, perché quando sistemiamo una scuola non creiamo code, non creiamo e i padovani non se ne accorgono disagio, nemmeno praticamente. Esatto, magari la classe, certo, se viene spostato, cose di questo tipo, però insomma, ecco, va presa come un'operazione di restyling importante. L'altra volta facevo il paragone come quando abbiamo i disagi perché stiamo ristrutturando casa, stiamo un po' più stretti per qualche settimana, per qualche mese, ma sappiamo che dopo avremo una casa più corrispondente alle nostre aspettative, con una casa migliore, insomma. Padova è la nostra casa e noi in questi mesi dobbiamo affrontare il restyling della città in questo senso.
Vice Sindaco, parlando di infrastrutture che ha toccato lei poco fa, facendo un po' una rapida carrellata di dove si interverrà grazie ai fondi del PNRR, importante il tema legato ai ponti, perché nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito dei fondi che Padova ha ottenuto, una certa quota andranno anche per i ponti. Ecco, ci racconta un po' che interventi farete da questo punto di vista? Sì, alcuni sono in corso, sono gli interventi che abbiamo commentato, perché col PNRR abbiamo uno stato di avanzamento che la nostra città, questo è un vanto, insomma, è anche, come dire, sta correndo precisa con le tappe e le tempistiche. Per esempio il ponte su Corso Kennedy in circonvallazione est quest'estate abbiamo avuto un po' di code per i lavori, l'estate è il momento migliore perché c'è il minor traffico in un ponte come quello che serve la tangenziale, però insomma sono 1 milione di euro che sono serviti per la sicurezza di quel ponte. Stiamo intervenendo adesso sui ponti in muratura, quello vicino all'Orto Botanico, in via dell'Orto Botanico, e abbiamo in programma anche il ponte dell'Osservatorio e il ponte San Leonardo, zona Savonarola. Altri ponti, il Paleocapa è un cantiere che adesso qualche piccolo problema lo sta creando perché il passaggio su quel ponte era fondamentale. Stiamo per realizzare la passerella ciclopedonale. Ecco, i tempi per la passerella realizzata insieme all'Esercito cosa dicono? Dovremmo a gennaio mettere giù gli appoggi per poi costruire, quindi a cavallo tra gennaio e febbraio insomma dovremmo essere operativi e quindi ridurre anche il disagio. Non l'avevamo prevista, qui io faccio, come dire, sono quelle situazioni in cui il dialogo con i cittadini ti aiuta a correggere delle previsioni che non avevi considerato, insomma l'abbiamo in corsa deciso di montare e i residenti mi hanno fatto capire l'importanza che c'era, insomma è importante anche correggere in corsa gli interventi. Ma gli interventi al Ponte Paleocapa, Vice Sindaco, quanto dureranno? È 1 anno e mezzo, perché non è un intervento di messa in sicurezza semplice, ma siccome è un ponte del 1880 per l'esattezza, noi abbiamo lavorato sotto le rigide, come dire, indicazioni della soprintendenza che tratta quell'oggetto come una testimonianza, insomma, storica. Quindi noi dovremo restaurare quel ponte, i tempi si sono allungati per questo, ma insomma tornerà più bello che mai, uno dei simboli della nostra città sul tronco maestro, con la specola sullo sfondo, con Nelu Pascu che dipinge finalmente quel luogo. Nelu Pascu potrà tornare anche sul Ponte Paleocapa. Ho fatto un patto con lui che dovrà dipingere anche la passerella ciclopedonale, quindi resterà la storia, un tratto poi inedito. metterete all'asta il dipinto con anche la passerella ciclopedonale, perché rimarrà sicuramente una pagina importante di questi anni, insomma, della città. Cambiamo argomento, parliamo di un'altra zona cara ai padovani. Stiamo parlando di una zona dietro Prato della Valle, vale a dire lo stadio Appiani e in particolar modo via 58esimo Fanteria, sì, che insomma verrà riqualificata grazie ai fondi del PNRR. Già lo sapete, insomma da tempo si sta procedendo all'abbattimento della gradinata pericolante dello stadio Appiani. I lavori sono andati un po' a singhiozzo per i motivi che adesso lei, Vice Sindaco, ci spiegherà, ma le chiedo qui come tempi cosa ci dobbiamo attendere e che tipo di lavori ci dobbiamo attendere? Noi qui abbiamo un altro annetto di lavori. Per fortuna gli inconvenienti con l'amianto non hanno allungato più del dovuto, però con l'amianto noi dobbiamo farci i conti e quindi quando si ha a che fare con infrastrutture costruite in epoche in cui l'amianto veniva utilizzato, è dovere di chi lavora e chi opera andare a fare le bonifiche in modo corretto, sia per chi lavora ma anche per come dire, l'ambiente. Quindi lì abbiamo avuto 3 ritrovamenti, quindi una situazione piuttosto impegnativa. Ogni volta che si trova dell'amianto bisogna fermare il cantiere perché chi opera, gli operai non possono entrare in contatto con questo materiale. Entra in campo quindi lo Spisal,
per tutti i temi della sicurezza del lavoro, e l'ARPAV per caratterizzare la fibra di amianto, quindi individuare che tipo di amianto c'è. Una volta che l'ARPAV l'ha individuato, ci consegna il referto e noi dobbiamo fare un progetto di bonifica dell'amianto, quindi ulteriore progettazione, ulteriori investimenti, costa, quando troviamo amianto costa, e poi quindi andare a smaltire l'amianto secondo le indicazioni che ci dà l'ARPAV. Una volta fatto tutto questo lavoro può riprendere il cantiere. Noi per 3 volte lì abbiamo ritrovato dell'amianto e quindi insomma... E comunque i cantieri sono fatti anche di, come dire, imprevisti e difficoltà che vanno superati. Mi ricordo Vianelli era piena di amianto e alla fine l'abbiamo smontata senza, come dire, il risultato anche qui lo avremo. Via 58esimo Fanteria, vice sindaco, insomma, si può dire che tornerà un po' all'antica da un certo punto di vista? Sì, perché la gradinata sarà la vecchia gradinata con la collinetta, quindi sarà un'infrastruttura che intanto rimette in pista un impianto sportivo che non era utilizzato da molto tempo su quel versante, perché la gradinata era inutilizzata e inagibile da 30 anni. Noi faremo una gradinata nuova da 200 posti, quindi dimensionata secondo i numeri che il CONI ci dà per quell'impianto sportivo, ma realizzeremo un'opera, come si vede dai render, che sono sempre molto poetici. Uso questo Poi vedremo se sarà veramente così, se non sarà così glielo faremo notare, Vice vice sindaco. Sono un cane da guardia con i progettisti, i RUP, perché voglio che l'effetto sia sempre come rispondente ai nostri desiderata. Vedo un canale però lì. Noi realizzeremo tanto verde in più e faremo riaffiorare il canale Alicorno, che parlerà, come dire, della Padova delle acque, Padova dei canali. Lì scorreva l'Alicorno, che è un canale che c'è ancora ma è tombinato, ed è il canale che alimenta il canale dell'isola Memia e alimenta anche l'orto botanico. Una volta era visibile. Negli anni 50 è stato interrato perché all'epoca il progresso era fare strade perché le macchine passassero dappertutto, e oggi invece torniamo, come dire, a quell'immagine della città. Ma fino a che punto riaffiorerà il canale Alicorno? Cioè fino a dove arrivate con... Non sarà un canale navigabile ovviamente, sarà una sorta di fossato, ecco, per 300 metri, quindi sarà una citazione, ecco, diciamo, di quella situazione che magari potrà essere ripresa con interventi successivi, però insomma ridarà a quello spazio una immagine di Padova, la città di acque, porterà più verde, sistemerà la ciclabile e la strada. Sul piano delle nazioni abbiamo messo l'area di fianco in vendita, è un'area, un altro buco nero della città. Qua voglio vedere se da qualche privato arriva qualche proposta interessante per essere utilizzata a luogo ricettivo di servizi, ristorazione o non lo so, insomma vediamo, lì siamo vicini al Prato della Valle, quindi può essere anche attrattiva da certi punti di vista. Ci prendiamo una brevissima pausa, vice sindaco, torniamo subito dopo, continuiamo a parlare di PNRR, abbiamo altri interventi che riguarderanno la città di Padova da analizzare insieme. Rimanete con noi, a tra pochissimo.